Nella Lega del Veneto il malcontento è palpabile dopo la doppia sconfitta alle regionali in Emilia-Romagna e Umbria. Tensioni emerse nell'ultimo Consiglio federale del Carroccio che i protagonisti si affrettano a smentire, ma che si respirano nell'aria sempre più tesa in vista dell'approssimarsi delle candidature per le regionali del Veneto. È semplicemente l'emergere di una esigenza territoriale. Io mi sono sgolato per mesi, un po' una voce nel deserto, parlando della questione settentrionale, parlando del fatto che la Liga Veneta aveva bisogno di ritrovare, così come la Lega, una forte identità. Così come sul tema del dopo Zaia ho sempre sostenuto che dopo Zaia ci deve essere ancora un leghista o una leghista. Adesso questo è diventato patrimonio comune, quindi finalmente c'è questo scatto di reni che consente di parlare di cose che servono al territorio ma anche al nostro partito. Cioè eravamo stati un po' troppo leggeri anche sull'autonomia, poi ci siamo risvegliati. Ci sono temi identitari che non possiamo abbandonare e la Liga Veneta non è come tutte le altre leghe, è un'altra cosa. La Lega Nord è nata qua, ricordiamolo, poi Bossi ha avuto l'intuizione di fondarla, di farla, ma è nata qua. Le spinte autonomiste, a volte anche secessioniste e indipendentiste, sono tipicamente venete e noi dobbiamo ridare e rimettere in asse l'identità del nostro partito. Quindi il Presidente evidentemente ha ribadito questo e ha fatto benissimo a ribadirlo, dopodiché io resto sempre dell'avviso che quando tu inanelli una serie di sconfitte hai l'obbligo di fermarti e di capire perché. Questo è un obbligo morale, bisogna capire perché. Penso anche al Veneto, abbiamo perso Vicenza, perso Verona, perso Padova, perso le politiche, perso le europee, siamo in evidente anche asfissia di consenso. Ci vogliamo chiedere per quale motivo o facciamo finta di nulla? È questo che va fatto, bisogna fare questo, avere il coraggio di guardare violentemente e fare un'analisi violenta a che cosa è successo, per poi riprendere il cammino. La definizione di follia è quella di pensare che facendo la stessa cosa cambi il risultato. No, non funziona. È troppo a destra la Lega? Io mi sono sempre vantato di appartenere a un partito post-ideologico e la forza della Lega è sempre stata questa, di non essere né di destra né di sinistra, ma di cogliere esigenze del territorio. Per cui essere intransigenti sulla sicurezza può sembrare di destra, non mi interessa. È un'esigenza del territorio. Il tema del federalismo in tutti i paesi europei è un tema di sinistra, ma non mi interessa, è un'esigenza del territorio. Cioè è un valore aggiunto il fatto di essere post-ideologici e di non andare o a destra o a sinistra. È un valore assoluto e noi là dobbiamo stare. È il motivo per cui alcune affermazioni fatte da alcuni candidati